Allerta massima e controlli su tutto il territorio sono stati decisi dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica anche e soprattutto per gli spostamenti. Come scrive oggi Repubblica, bisognerà fare attenzione prima di partire in auto. Nessun problema se a spostarsi sono conviventi e nuclei familiari. Problematico sarà invece lo spostamento in auto e il rientro verso casa da parte di studenti lavoratori, pendolari che sperano di poter riabbracciare i loro cari durante le feste di Natale risparmiando sulle costose spese di viaggio aereo. Ad aspettarli nelle stazioni ferroviarie, nei caselli e nelle autostrade ci saranno migliaia di forze dell'ordine pronti a compiere il loro dovere e nel caso da adottare sanzioni e multe salatissime. Si calcola che a spostarsi sulle strade in auto nel weekend saranno tra i 500.000 e i 700.000 persone. L'abitacolo di una vettura per ore con finestrini chiusi può essere un pericoloso luogo di contagio. Per questo la Polizia Stradale ha messo a punto un dispositivo di controlli ai caselli autostradali in tutti gli snodi della viabilità all'ingresso e all'uscita delle città. Anche i treni in partenza da Torino, Milano e Roma verso il sud fanno registrare il tutto esaurito da giorni e nonostante i viaggi in accopienza dimezzata garantendo il distanziamento, decine di migliaia di persone si affolleranno sui binari e le forze dell'ordine cercheranno di veicolare il flusso. Sarà l'ultimo weekend dell'anno per la Movidas e come annunciato dal 24 al 27 e dal 31 al 3 gennaio l'Italia sarà tutta zona rossa. Il popolo della Movida alle ultime ore per ritrovarsi nei luoghi più in vista. Controlli rigidissimi e mirati sono già stati decisi per evitare assembramenti, stazionamenti fuori dai locali, clienti seduti ai tavoli in numero superiore ai 4 consentiti dall'ultimo DPCM. Sabato e domenica saranno gli ultimi 2 giorni festivi e prefestivi dell'anno in cui si potrà concedere un pranzo al ristorante, una colazione tra amici seduti ai tavolini del bar, una gita fuori porta per un pranzo in agriturismo e le prenotazioni ad oggi sono in continuo aumento.